Spero che mi sentiate. Sì? Perfetto. In realtà io questo libro non lo volevo scrivere. Quando Berlusconi cominciò a sentirsi poco bene, si capì che gli restava poco da vivere. Marco Lillo, che all'epoca coordinava la nostra casa editrice Pepper First, mi disse: bisogna preparare un libro di coccodrillo. Il coccodrillo nel gergo giornalistico è quando si sa che un personaggio importante sta per andare al creatore e si preparano degli articoli per ricordarlo, perché di solito poi capita sempre intorno alle 9 o alle 10 di sera, quando il giornale sta chiudendo, quindi avere degli articoli e delle pagine pronte è sempre utile per evitare di chiudere in ritardo oppure di mancare la notizia. Io in realtà gli dissi di no e mantenni quel no quando arrivò la notizia della morte di Berlusconi. Poi ho visto quello che è successo dopo, i festeggiamenti in Parlamento, le celebrazioni in Parlamento, direi bipartisan. Quasi nessuno osò pronunciare parole critiche, nemmeno dall'opposizione. Poi i funerali di Stato, e quelli sono dovuti perché era un ex presidente del Consiglio 3 volte. Poi il lutto nazionale, e quello fu un sovrappiù, perché il lutto nazionale non è affatto dovuto, non è stato proclamato per quasi nessuno dei presidenti del Consiglio morti, è dovuto per i presidenti della Repubblica. Presidenti del Consiglio pregiudicati non ce n'erano stati, e quindi sembrò veramente eccessivo. E poi, sapete, hanno cominciato a chiedere di dedicargli strade, piazze, monumenti, vicoli, busti. Una tangenziale, secondo me, poteva essere opportuna. Recentemente un francobollo commemorativo, i francobolli che non sai se sputare dietro o davanti. Fino a ieri, quando la figlia è stata nominata dal Presidente della Repubblica, incredibilmente, Cavaliere del Lavoro. Quale lavoro? Il lavoro di figlia di Berlusconi, naturalmente. Una ragazza che si è fatta da sé, una self-made woman, che proprio fin da piccola si è ritrovata a lottare contro la sorte a mani nude, con il solo sudore della fronte, diventando non si sa come presidente della Mondadori e della Fininvest, una dei due gruppi che la neocavaliera presiede. È tecnicamente refurtiva. Sapete che la Mondadori fu rubata al legittimo proprietario, cioè a De Benedetti, da Berlusconi, sulla base di una sentenza che il suo avvocato Previti aveva comprato da un giudice Metta con soldi di Berlusconi, ragion per cui il gruppo fu condannato a risarcire De Benedetti per lo scippo. Casa editrice quindi non è tornata indietro, è rimasta nelle mani della famiglia Berlusconi, credo per usucapione, perché è un corpo del reato, è stata rubata. E adesso è Cavaliera del Lavoro la figlia, in mancanza del padre, che aveva dovuto autosospendersi già da vivo perché era stato condannato in via definitiva per frode fiscale a 4 anni. E i Cavalieri del Lavoro devono, tra i requisiti, avere tenuto un'irreprensibile condotta fiscale, tra le altre cose. Infatti l'articolo 53 della Costituzione, a cui è dedicato quest'anno questo festival, recita: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione delle loro capacità contributive. Il sistema tributario è improntato a criteri di progressività. I padri costituenti, quando scrissero questo articolo, non potevano immaginare che un giorno sarebbe diventato per ben 3 volte Presidente del Consiglio un noto frodatore fiscale che non si limitava a evadere, ci aggiungeva la frode, cioè gli artifizi e i raggiri
attraverso società offshore situate in paradisi fiscali. Perché ho deciso di scrivere questo libro? Perché quando ho visto tutto quel fervore di festeggiamenti, di celebrazioni, di finto lutto, diciamoci la verità, Berlusconi era un uomo solo, quelli che lo amavano veramente, a parte i parenti, erano pochissimi, gli altri erano dei parassiti, delle zecche, dei pidocchi, degli insetti che gli si posavano addosso per succhiargli il sangue e per alzare se stessi sulla sua statura, peraltro piuttosto modesta, come è noto, dei ricattatori che si sono fatti destinare pezzi di eredità in cambio del loro silenzio, quello che avevano saputo e visto vivendo per tanti anni accanto a lui, e che allora tutti fingevano commozione, tutti fingevano grande stima, anche quando potevano evitare di screditarsi, perché ormai il caro istinto era estinto, perché avevano capito che sdoganando il suo modo di fare politica avrebbero potuto legittimare il proprio modo di fare politica. Il modo di fare politica di Berlusconi, che non esiste al mondo, esiste in Italia infatti, è un modo comodissimo di fare politica. Uno ha degli affari, sta per finire in fallimento e in galera, questa era la sua situazione nel 1993, lo diceva ai suoi fedelissimi quando faceva le riunioni per fondare Forza Italia. Se non faccio qualcosa, se non entro in politica, mi mettono in galera e fallisco per debiti. E sono due ottimi momenti per entrare in politica. E devo dire che dopo essere entrato in politica ha evitato di finire in galera, è andato ai servizi sociali in una comunità per anziani non autosufficienti malati di Alzheimer, così non potevano nemmeno riconoscerlo, altrimenti altro che rieducarli li avrebbe, rovinati dal suo cattivo esempio. Ha evitato la galera e ha evitato il fallimento, è riuscito a quotare in borsa un gruppo che mai avrebbe dovuto potersi quotare in borsa. Perché? Perché aveva bilanci falsi, perché aveva enormi fortune nascoste all'estero e le indagini lo stavano già dimostrando, e si quotò in borsa durante i governi del centro-sinistra, che sono sempre stati i suoi migliori alleati. Il centro-sinistra italiano, se non fosse esistito, Berlusconi se lo sarebbe ricostruito a sue spese uguale, identico, perché gli ha assicurato 30 anni di impunità e di porci comodi. Ma ripeto, fare politica così è comodissimo, tu hai un sacco di affari e di malaffari, devi salvarti dalla galera, devi salvarti dai debiti, devi salvarti dalla bancarotta, hai le banche alle calcagna, entri in politica e così le banche, invece di starti dietro, ti stanno davanti. Puoi scaricare sulla borsa, cioè sui risparmiatori, le tue malefatte. Quando ogni volta che vengono fuori i tuoi reati gridi al complotto della magistratura, attacchi un altro potere dello Stato, tu potere esecutivo o potere legislativo o entrambe le cose, attacchi il potere giudiziario dicendo che sta congiurando contro di te sulla base di teoremi, rimani al tuo posto anche dopo il rinvio a giudizio, anche dopo le condanne di primo grado, anche dopo le condanne d'appello, anche dopo le condanne in Cassazione, appena scontati i servizi sociali a Cesano Boscone. Ogni volta che ti fanno una domanda tu rispondi che il giornalista è comunista, oppure gli fai una battutaccia, distrai l'attenzione dalle porcherie che fai per farti gli affari tuoi, con sceneggiate, corna, cucù, volgarità, barzellette, sempre le stesse. E chi è che non vorrebbe fare politica così? Tutti i politici del mondo vorrebbero potersi permettere un modo di fare politica così. Purtroppo per loro, in tutto il resto del mondo, non si può.
fare politica così. Se si finisce sotto inchiesta ci si deve dimettere, se viene fuori uno scandalo bisogna dare spiegazioni, altrimenti se non si hanno spiegazioni si viene bocciati dagli elettori, la carriera politica è finita. Se i propri complici finiscono nei guai non si può portarli in Parlamento, non ci si può portare in Parlamento i propri avvocati per fare le leggi a favore proprio, non si possono fare le leggi a proprio favore perché i conflitti di interessi sono vietati e se la stampa fa domande si risponde, bisogna stare attenti a come si risponde perché se si risponde in maniera sbagliata le bugie si pagano nelle democrazie vere. Non in Italia. Per cui era fondamentale, morto Berlusconi, fissare bene il principio che ciò che ha fatto Berlusconi per 20 anni da imprenditore, per 30 anni da imprenditore e da politico e da imputato, è cosa buona e giusta, perché se passa questo principio liberi tutti. Chiunque venga dopo di lui può continuare a fare come faceva lui, nel suo piccolo naturalmente, perché nessuno riuscirà mai a raggiungere la grandezza criminale di Silvio Berlusconi. Questi rubagalline che gli sono subentrati possono a maggior ragione, visto che quando rubano poco, quando delinquono meno di lui perché di più è impossibile, hanno comunque tutte quelle scappatoie e quelle scorciatoie che aveva lui. Ecco perché è stato così tanto celebrato anche da morto. E adesso, se voi vi guardate intorno e vedete qualche manifesto di Forza Italia, nel manifesto c'è Tajani che alza il braccio del morto. Uno dice, ma come, ti porti in campagna elettorale a una foto macabra con uno che non c'è più? Evidentemente Tajani si è reso conto che Berlusconi da morto è più vivo di lui che è vivo. Dice, magari, vedi mai, il simbolo di Forza Italia reca Forza Italia Berlusconi presidente. Di cosa se è morto? Presidente dell'aldilà, presidente dell'Ade, non si sa. E l'altro giorno nel manuale di istruzioni per i portatori di voti di Forza Italia, l'abbiamo scritto noi perché abbiamo pubblicato, è scritto che bisogna consigliare agli elettori di scrivere sulla scheda, sapete che ci sono 3 preferenze alternate, se cominci con l'uomo poi ci deve essere la donna, poi ci deve essere l'uomo, se cominci con la donna fai donna, uomo, donna, ok? Scrivere Silvio Berlusconi al primo posto, poi una donna e poi un uomo. Questo è il consiglio che danno, perché voi direte ma è nulla la scheda, scrivi il nome di un morto che non è candidato, no, perché Silvio Berlusconi fa parte del simbolo e quindi scrivere Silvio Berlusconi o S. Berlusconi non invalida la scheda, invalida la preferenza. Perché? Perché è morto, non può andare in Europa. Poi direte ma nemmeno la Meloni può andare in Europa, è premier ed è parlamentare italiana, nemmeno la Schlein è parlamentare italiana, nemmeno Calenda è parlamentare italiano, nemmeno Renzi, anche se ha detto che lascia il Parlamento italiano per andare in quello europeo. Lo voglio vedere. Del resto lui si è ritirato dalla politica nel 2016 dopo aver perso il referendum, quindi voglio dire, nemmeno Tajani. Anche Tajani è parlamentare europeo ed è vice premier, quindi è doppiamente incompatibile col Parlamento europeo. Quindi la truffa di dire scrivete Silvio Berlusconi, tanto invalidate soltanto la preferenza ma non la scheda, fa parte di questo malcostume tutto italiano di leader politici, non tutti, perché Conte non si candida visto che è già parlamentare italiano, Salvini non si candida visto che è parlamentare italiano e ha paura di prendere pochi voti, ma la gran parte dei leader si candidano già dicendo che non andranno a ricoprire la carica per cui chiedono il voto, e quindi quei
gonzi, e li votano, scrivono un nome per eleggere uno che non verrà eletto. Al suo posto verrà eletto uno che noi non sappiamo nemmeno chi è, come si chiama, perché è un altro della lista che noi naturalmente non abbiamo nemmeno la curiosità di andare a informarci di chi sia, perché noi scriviamo Giorgia, detta Giorgia, per distinguerla dalle Giorgie dette Genoveffa, che sono pieno così ovviamente. E poi appunto si punta a quelli che votano Berlusconi perché pensano di poter mandare al Parlamento europeo un cadavere, già cremato peraltro, oppure che non hanno saputo che è morto. Può essere che ci sia un sacco di gente che pensa che è ancora vivo, a furia di vederlo nel manifesto, dice magari è ritornato su e non ce l'hanno detto. Anche questo malvezzo di truffare gli elettori candidandosi a posti che non si andranno a ricoprire è un suo lascito. Infatti esiste solo in Italia. Non c'è un altro dei 27 Paesi membri dell'Unione Europea dove parlamentari nazionali si candidino al Parlamento Europeo, tantomeno i premier, nemmeno Orbán. Il famigerato Orbán gli è venuto in mente di candidarsi al Parlamento Europeo, perché in Ungheria gli direbbero sei uno stronzo. Cosa ti candidi al Parlamento Europeo? Fai il premier, lo sappiamo che non ci vai. Ecco, tutto ciò succede negli altri paesi. Da noi può succedere anche che ci si candidi a un posto che non si va a ricoprire e lo si dichiara. L'altra sera Calenda a 8:30 ce l'avevo, ha detto io la voterei subito una legge che vieta di candidarsi senza andare a ricoprire l'incarico come faccio io. Dice beh intanto non farlo, perché devi fare una legge per vietarti una cosa che potresti non fare tu a smonte? L'ha detto, io la voterei subito, ma siccome non è vietato e lo fanno gli altri lo faccio anch'io. Ma succede solo da noi. Ed è un lascito di Berlusconi, che si candidava sempre dappertutto, vi ricordate? Che era candidato sempre in tutti i collegi a tutte le elezioni, anche se non poteva accumulare gli incarichi. Una volta si candidò addirittura al Consiglio regionale della Campania, mai visto naturalmente. Comodo fare politica così, per questo lo applaudivano anche da morto, perché vogliono continuare a fare come lui. Lui ha aperto uno sbrego enorme nella Costituzione, nel codice penale, nel codice di procedura penale, diciamo in quella rete della decenza che aveva retto fino al suo arrivo, ha sfondato tutti quei muri, tutte quelle reti, ha fatto delle brecce enormi e da quelle brecce, invece di chiuderle, vogliono continuare a passare i politici che gli subentrano. Quindi noi non siamo nel dopo Berlusconi, siamo nell'era Berlusconi senza Berlusconi. Abbiamo i Berluscloni, che sono dei nanetti, se possibile ancora più mignon di lui, che vogliono continuare a fare come lui, nascondendo le loro vergogne dietro una cortina fumogena di stupidaggini, di battutacce, di gaffe vere o presunte, volute o involontarie, che aiutano a fare quell'effetto, no? Nero di seppia, dietro il quale poi si possono nascondere le vere porcate. È una settimana che noi parliamo del fatto che la Meloni ha detto a De Luca so qua stronza della Meloni, no? È una settimana che ne parliamo. Intanto questi fanno il premierato, il 20° condono in meno di 2 anni, il condono edilizio, fanno campagna elettorale da ministri con i soldi nostri perché vanno in giro a fare comizi fingendo di tagliare qualche nastro, così hanno il viaggio pagato. E noi parliamo dello sketch della Meloni con De Luca, sketch che peraltro non è colpa della Meloni, è colpa di De Luca e del PD che non ha mai preso le distanze da uno che sono 30 anni che minaccia e insulta a destra e a sinistra, è lo Sgarbi del PD. E infatti come Sgarbi può fare quello che vuole, perché? Perché non sarà mai peggio di Berlusconi, no? L'ombrello di Berlusconi ha legittimato tutti i conflitti di interessi,
tutte le indecenze della politica, perché tanto non ci sarà mai uno che farà peggio. Quindi la giustificazione è che lui in fondo era peggio, io nel mio piccolo m'arrangio, però non arriverò mai ai suoi livelli. Questa è la ragione per cui, controvoglia, ho scritto questo libro e spero proprio che sia l'ultimo, perché non vorrei doverne scrivere un altro. Certo, se dovessimo scoprire che viene eletto al Parlamento europeo, lo portano l'urna. Non bisogna mai nemmeno fare le battute, io le faccio che ho rischio e pericolo, perché poi si avverano. Io non so se ricordate una famosa, i migliori editoriali di questi anni li ha scritti tutti Corrado Guzzanti, perché la satira è il migliore racconto del nostro paese, e infatti i politici detestano soprattutto la satira perché odiano non essere presi sul serio. Quando si dice che la Meloni è fascista, come 5 anni fa si diceva che Salvini era fascista, quelli sono contentissimi, non gli sposta un voto, anzi forse ne guadagnano qualcuno, altrimenti non candiderebbero Bannacci se avessero paura di perdere voti perché sono considerati fascisti. Ma è quando non li si prende sul serio, è quando si mette in luce con la satira la loro ridicolaggine che diventano pazzi. Quindi in uno dei suoi migliori sketch editoriali Corrado Guzzanti impersonava Rutelli. Scusate, non mi riferisco a quello di Rutelli, a quello in cui impersonava Veltroni, che stava facendo il casting per trovare il candidato premier che doveva andare a perdere contro Berlusconi nel 2001. Tutti sapevano che Berlusconi avrebbe vinto le elezioni del 2001. Bisognava trovare uno che si prestasse a perdere contro di lui, e infatti trovarono Rutelli alla fine, e lì c'era Veltroni insieme a Livia Turco che esaminava le candidature. Non so se vi ricordate, Napor Socapo, Heidi, di tutto, e a un certo punto venne fuori il nome di Amedeo Nazzari e Veltroni tutto serio disse ai compagni della mozione: a Nazzari vorrei dire Amedeo Nazzari è morto. E pazienza, era perfetto, purtroppo è morto. Potevamo candidarlo pure da morto, ma dovevamo fare la riforma e non l'abbiamo fatta. Ecco, secondo me l'hanno fatta perché stanno candidando Berlusconi da morto. Mai fare battute, si avverano. Da 2 anni noi sentiamo dire che in Italia c'è una nuova destra, una destra che chissà dove ci porterà, perché non ha niente a che fare con quella di Berlusconi. Questa è una destra che viene dal fascismo. Può essere. A me pare identica a Berlusconi, uguale. Con la differenza ovviamente che la Meloni non era nella P2, non ha finanziato la mafia, non ha avuto uno stalliere mafioso a casa sua per 2 anni, non ha gente come Dell'Utri o come Previti. Quando uno dice c'ha Lollobrigida, sì vabbè, ma voglio dire, almeno non è un mafioso, è un poveretto, è una gaffa ambulante, ma il presente Dell'Utri da una parte e Previti dall'altra che cosa vuol dire? E Mangano dietro, e Squillante davanti, e Craxi sopra. Berlusconi ha corrotto tutti, ha corrotto politici, presidenti del Consiglio, gente dell'opposizione, testimoni perché non testimoniassero, magistrati,
minorenni e maggiorenni purché ragazze, e adesso ha corrotto la destra. Se voi guardate la storia della Meloni, è una storia che nasce, diciamo, dalle ceneri del movimento sociale di Almirante, e la Meloni è una ragazza della Garbatella, di un quartiere popolare di Roma, e a 16 anni, quando muoiono Falcone e Borsellino, decide di fare politica, soprattutto per Borsellino. Perché? Perché Borsellino da giovane era iscritto al Fronte della Gioventù, e infatti lei si iscrisse al Fronte della Gioventù. Borsellino era un magistrato di destra, e ci sono le foto di Borsellino, già magistrato, già grande, che partecipa a convegni della gioventù del movimento sociale con un giovane Alemanno, un giovane Fabio Granata. Ci sono le foto. Perché Borsellino si era iscritto al Fronte della Gioventù? Evidentemente perché quella era una destra che sulla cosa più importante che interessava Borsellino, cioè la legalità e la lotta alla mafia, non transigeva. Era la destra missina, che soprattutto in Sicilia era una destra legalitaria, oltre a essere una destra sociale, popolare, e in politica estera era una destra molto anti-americana. Per ragioni storiche, dato che gli americani avevano liberato l'Italia dal nazifascismo, gli eredi del fascismo erano anche americani. Alemanno fu addirittura arrestato per manifestazioni piuttosto intemperanti a Roma contro la visita di George Bush padre. Finì in galera. Erano anti-americani. Oggi, nel conflitto tra Israele e Hamas, nei bombardamenti e nel massacro di Gaza, i missini sarebbero stati dalla parte dei palestinesi, non dalla parte di Israele. Sono sempre stati filo arabi e anti-ebraici, per ragioni storiche. La leadership araba stava con i nazisti nella seconda guerra mondiale, non stava con gli alleati. Con gli alleati ci stava la brigata ebraica. Berlusconi è riuscito a corrompere quella destra e a berlusconizzarla, per cui oggi quella destra è diventata antilegalitaria. Tutte le leggi sulla giustizia che Berlusconi non era riuscito a fare le stanno facendo loro, smantellando quelle che nel frattempo erano state fatte per abolire quelle di Berlusconi, non dal centro-sinistra, che non ha mai abolito una sola legge vergogna di Berlusconi, e da Bonafede, la spazzacorrotti, la blocca prescrizione, l'obbligo di punire col carcere i reati dei colletti bianchi senza sconti e senza alternative al carcere. Stanno smantellando tutto. Sono più filoatlantisti di tutti i presidenti del Consiglio che l'Italia ha avuto dal dopoguerra, più di De Gasperi, che qualche no agli americani lo disse, più di Andreotti, che notoriamente teneva i piedi in due scarpe, gli americani ma anche gli arabi, gli americani ma anche i russi, gli americani ma anche i cinesi, gli israeliani ma anche i palestinesi. Arafat in Parlamento con la pistola nel cinturone, ve lo ricordate? Ce lo invitarono Andreotti e Craxi. Ma fino all'altro ieri, fino a Conte, quando Trump disse la via della seta no perché i cinesi sono nostri nemici, Conte disse vostri, non nostri, e fece la via della seta perché conveniva ai nostri commerci. I rapporti con gli americani ma anche con i russi, Berlusconi stesso è stato campione di servilismo sia nei confronti di George Bush Jr. sia nei confronti di Putin, con cui era amico personale. Quindi la Meloni è diventata, esattamente come Draghi, più appiattita sugli americani di quanto mai nessun governo sia stato. Pensate alla tradizione anti-americana
è filo-araba, è filo-russa anche, della destra italiana, sparita. E in più la destra sociale. Dov'è la destra sociale? Prima cosa che ha fatto è stato abolire il reddito di cittadinanza per i più poveri, per i disoccupati, sostituito dal nulla, con una ferocia nei confronti delle classi più deboli e meno fortunate che nemmeno Berlusconi aveva usato. E Berlusconi voleva essere amato da tutti e quindi in campagna elettorale, nell'ultima campagna elettorale, aveva detto: tutto mi divide dai 5 Stelle tranne il reddito di cittadinanza, lo farò io. Voleva fregargli i voti, ovviamente, ma Berlusconi non è mai stato feroce nei confronti dei poveri, anche se non ha mai fatto nulla per loro. Invece questi ci mettono anche la ferocia, li insultano anche, gli danno dei fannulloni, dei fancazzisti, dei divanisti, oltre ad avergli levato anche quel piccolo assegno di 550 euro medi al mese per tirare avanti. Li hanno messi sull'astrico e li hanno pure insultati. Quindi se 3 pregi, oltre ai 1000 difetti, aveva la destra post-fascista, ex-fascista, fascista, chiamatela come volete, li ha dismessi tutti sotto la Meloni. Berlusconi è riuscito a corrompere anche la destra, che oggi, che potrebbe finalmente liberarsi di lui, vi ricordate la Meloni mentre fa la lista dei ministri e Berlusconi cerca di ricattarla facendosi riprendere alla Camera con degli enormi fogli con scritto grosso, arrogante, proterva, no? La stava ricattando e lei uscì dal Parlamento durante le trattative per il Ministero della Giustizia dicendo: io non sono ricattabile. Dopodiché quale ministro della giustizia ha scelto? Quello che avrebbe scelto Berlusconi, Nordio. Cioè un ministro perfetto per Forza Italia, ma strambo per la destra che si richiama alla tradizione legalitaria, tra virgolette, giustizialista e antimafia, in cui aveva creduto anche Paolo Borsellino. Infatti, di fascismo se ne vede poco, di berlusconismo se ne vede tantissimo. Esclusi 2 o 3 deceduti e 2 o 3 detenuti, praticamente tutti i ministri e tutti i sottosegretari di Berlusconi li ha riciclati la Meloni nelle sue liste. Nordio lo ha candidato lei. Sembrava incredibile, no? Parlava sempre bene di Gratteri, ma ha candidato Nordio. Poteva farlo Gratteri, ministro della giustizia, credo che avrebbe anche accettato. Nordio. Nel 1994, quando nacque il primo governo Berlusconi, Ignazio La Russa, che era il vice di Fini, quindi uno importante del secondo partito della coalizione, Alleanza Nazionale, chiese a Davigo se voleva fare il ministro della giustizia di Berlusconi, perché Davigo certamente non è un magistrato di sinistra, ma è un magistrato intransigente, integerrimo, molto duro. Quelli erano i punti di riferimento di quella Davigo disse di no, anche perché ovviamente il ministro della giustizia in governo Berlusconi, secondo il Consiglio dei Ministri, finiva in una retata, ovviamente. Quindi disse: io resterò magistrato e non farò mai politica, ha tenuto fede a questo suo impegno. Ma quelli erano i punti di riferimento. Borsellino era morto, altrimenti l'avrebbero chiesto a Borsellino. Davigo, Gratteri, quelli erano i punti di riferimento. Chi hanno fatto ministro della giustizia? Nordio. Quindi voi vedete, no? Come il berlusconismo sta sopravvivendo a Berlusconi nelle prassi, negli uomini, nelle leggi. Berlusconi quanti condoni ha fatto? Lui non li chiamava condoni, li chiamava scudi fiscali. Diversi, tra fiscali ed edilizi, previdenziali, fece condoni su tutto, persino sull'evasione del canone, su qualsiasi cosa.
Questi ne hanno fatti 20 in meno di 2 anni, 19 fiscali e uno adesso edilizio, quello che chiamano il salva casa. No, è il salva abusi edilizi, salva casa. Casa è salva, indipendentemente dal salva casa. Immaginate che cosa avrebbe detto Borsellino se avesse sentito la nostra Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, detta Giorgia, definire le tasse pizzo di Stato in un comizio a Catania. La stessa reazione che avrebbe avuto quando Berlusconi andò alla festa nazionale della Guardia di Finanza e davanti a tutti i finanzieri schierati, cioè militari che noi paghiamo per combattere gli evasori fiscali, disse che l'evasione fiscale è un diritto naturale che è nel cuore degli uomini. Quelli si guardavano, si davano dei pizzicotti, dicevano: ma sta dicendo veramente a noi? Poi quando fu scoperto alcune sue aziende che corrompevano la Guardia di Finanza, perché evidentemente c'erano anche dei finanzieri e se non li pagavi non si rassegnavano all'idea che l'evasione fiscale sia un diritto naturale che è nel cuore degli uomini, quindi bisognava pagarli, raccontò la barzelletta. Cioè lui commentò la sua incriminazione per corruzione della Guardia di Finanza con la barzelletta: toc toc, chi è? La finanza. Ah, meno male. No, sto sbagliando la barzelletta, perdonabile. Toc toc, chi è? È una rapina. Ah, meno male, credevo fosse la Guardia di Finanza. Questo raccontò da Presidente del Consiglio, incriminato per corruzione della Guardia di Finanza. Poi capite con quale afflato poi i finanzieri andavano a scovare gli evasori, visto che il più famoso di loro, Rodatore per giunta, era il loro capo, perché ovviamente il capo del governo a cui è sottoposta ogni forza dell'ordine, quindi Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri. I conflitti di interessi. Negli altri paesi non si possono avere conflitti di interessi, salta fuori un microscopico conflitto di interessi, salta il politico. Qui guardate la composizione del governo Meloni. Se possibile ci sono anche più persone in conflitto di interessi di quanti ce n'erano nei governi Berlusconi. Perché? Perché nei governi Berlusconi bastava Berlusconi. Aveva un conflitto di interessi talmente gigantesco, le televisioni, i giornali, Mediolanum, il Milan, i portali web, le radio, faceva le leggi per le sue aziende e per i suoi processi. 80 sono le leggi ad personam ad aziendam che ha fatto, le ho elencate tutte, sono impressionanti, anche perché ha governato la prima volta meno di un anno, la seconda volta 5, la terza volta 3. Non ha raggiunto i 10 anni di governo, ha fatto 80 leggi a persona. Pensate che media? 8 all'anno, quasi una al mese. Una al mese contando le ferie e i weekend. Nell'attuale compagine governativa della Meloni c'è una profluvie di conflitti di interessi. Intanto la Premier, vi ricordate che quando è diventata Premier era ancora con il suo compagno. E che compagno? Andrea Giambruno, che conduceva un talk show in prima serata su Rete 4 che si occupava di cose di politica. Cioè parlava ogni volta che andava in onda di lei, della sua compagna, per un anno. Se non l'avessero beccato nei fuori onda a fare il Ganassa e il Marpione con le colleghe e a parlare di rapporti a 3 a 4 e a chiedere: posso toccarmi il pacco? Vi ricordate chi chiedeva il permesso per ravanarsi un po' lì sotto? Sarebbe ancora in onda e continuerebbe a parlare della sua compagna. Cioè voi immaginate se in Francia
vabbè, che è in pensione la moglie di Macron da anni, ma facciamo finta che siano coetanei. La moglie di Macron che conduce un talk show su TF1, sulla prima televisione francese, dove parla del marito presidente. Ma uno dice, ma che siamo matti? Ma dove siamo? In Italia? Ecco, così direbbero. O la moglie di Biden, o la moglie di Scholz, o la moglie di Sanchez. Proprio per affermare che il conflitto di interessi non è facoltativo, è obbligatorio in questo governo. Crosetto, poco prima che nascesse il governo, fece un'intervista a TPI e disse, beh, certamente non farò il ministro della difesa col mestiere che faccio, sarebbe inopportuno. Che mestiere faceva Crosetto? Era il presidente dell'associazione costruttori di armi ed era il senior advisor, cioè il primo consulente di Leonardo Finmeccanica che fabbrica armi. Se fai il ministro della giustizia vai a dare gli appalti ai tuoi ex consociati e ai tuoi ex committenti, no? Per questo aveva detto mai e poi mai farò il ministro della difesa. Cosa fa il ministro della difesa? È obbligatorio il conflitto di interessi. Adesso minaccia querela chi dice che il conflitto querelati da solo, l'avevi detto te. Io una volta l'ho chiamato Ciccio Bomba Cannoniere, si è incazzato dicendo che facevo body shaming come se io parlassi delle cicce. Parlavo delle bombe, ovviamente, se ne frega della ciccia. La Santanchè era, quando è diventata ministro, era proprietaria del Twiga, cioè di un lido balneare, dove l'ha messa al turismo a occuparsi di concessioni balneari che naturalmente lei non vuole mettere a gara. Sarà un caso, ma il Twiga incassa 8 milioni l'anno e paga di canone allo Stato 17.000 euro l'anno. La voglia, per forza che non le metti a gara, no? Se no il canone sale e l'utile scende. Sapete, poi le hanno tolto perché era troppo persino per loro la delega, tanto lei aveva risolto il conflitto di interessi passando le quote del Twiga al fidanzato. Dimitri Kunz, quello che si spaccia per un Asburgo Lorena, che hanno dovuto intervenire tutti i 516 gli eredi della Casa d'Austria per diffidarlo dall'uso del doppio cognome che non risulta né tra gli Asburgo né tra i Lorena nell'albero genealogico, se l'è inventato. Del resto è fidanzato alla Santanchè, no? Perché per risolvere il conflitto di interessi si passa l'azienda non a un blind trust come fanno nei paesi seri, al fidanzato, come Berlusconi, che quando doveva risolvere il conflitto di interessi perché aveva il giornale, le televisioni non erano un problema, ma aveva il giornale di Montanelli, allora lo passò a suo fratello Paolo, così non era più conflitto di interessi. Poi ogni tanto gli passava anche le manette, vi ricordate? Non diceva no, tienile, non ci tengo, infatti veniva arrestato il fratello Paolo. La ministra del lavoro era la presidente dell'ordine dei consulenti del lavoro, si chiama Maria Calderone, no? Sapete chi è il nuovo presidente quando lei ha dovuto smettere perché c'era il conflitto di interessi? Il marito. Il marito è il presidente dell'ordine dei consulenti del lavoro e la moglie fa il ministro del lavoro. Ve l'ho detto, è obbligatorio il conflitto di interessi. Quindi, comodo tenere aperte quelle brecce dentro il muro della legalità, della Costituzione e anche della decenza. Perché? Perché ci si continua a passare dentro a quelle brecce e ci si balla pure, no? Perché è ovvio che sono brecce enormi, doveva passarci la Pantegana più grossa, quindi adesso che ci devono passare dei topini medi o piccoli, ci passano anche 3 alla volta. L'idea che chi governa comanda e nessuno deve disturbare il manovratore è un altro lascito tipico di Berlusconi. Vi ricordate? Non mi lasciano lavorare. Era un continuo. Per 30 anni ha detto che non lo lasciavano lavorare. Non si è mai capito chi
non lo lasciasse lavorare, visto che faceva il bello e il cattivo tempo, perché non era il premier, era il padrone, era il proprietario del suo partito che non sarebbe mai esistito se lui non avesse messo i soldi, il partito che non esisterebbe nemmeno oggi se la famiglia Berlusconi non continuasse a garantire con fideiussioni e con bonifici. L'altro giorno hanno staccato altri 600.000 euro per la campagna elettorale, la neocavaliera del lavoro e il fratello Pier Silvio, in conflitto di interessi. E il Presidente della Repubblica l'ha fatta cavaliera, santificando un'altra volta il conflitto di interessi, che veniva santificato ogni volta che Berlusconi veniva ricevuto al Quirinale, anche da pregiudicato, anche dopo pregiudicato, già mangiato andava. Forza Italia è tuttora di proprietà della famiglia Berlusconi, che è un ottimo investimento, intendiamoci. Cosa sono 600.000 euro? Se ne accorgono neanche. La Meloni una giusta aveva fatto, aveva annunciato una tassa sugli extraprofitti delle banche. Gli extraprofitti sono i profitti che le banche guadagnano non per merito dei loro amministratori, ma per l'aumento dei tassi e per le speculazioni, come gli extraprofitti delle industrie di armi sono quelle che nascono da questo riarmo dovuto alla guerra in Ucraina, come gli extraprofitti delle assicurazioni sono quelli delle assicurazioni che hanno incamerato un sacco di soldi durante la pandemia, quando nessuno correva nessun rischio perché eravamo chiusi in casa. Come gli extraprofitti sono quelli delle case farmaceutiche che sono ingrassate enormemente sui vaccini, sulle mascherine, su tutte le protezioni anti-Covid. Lì c'era da tagliare tanto di quel grasso, da raschiare tanto di quel grasso, da farci non una finanziaria, 10 finanziarie. La Meloni almeno sulle banche aveva detto tassiamo gli extraprofitti. Poi le è arrivata una telefonata della neocavaliera che le ha ricordato che fra le banche in Italia con gli extraprofitti c'è anche Mediolano. La legge sugli extraprofitti è sparita, è stata ritoccata in modo che nessuna banca pagasse un euro. La tassa sugli extraprofitti ha prodotto finora 0 euro. E gli extraprofitti delle banche sono miliardi su miliardi, 28 credo, soltanto calcolando le prime 3 banche italiane. Il conflitto di interessi è obbligatorio. Chi ci rimette? Noi naturalmente, che le finanziarie senza gli extraprofitti delle banche le fanno coi fichi secchi e i soldi non sanno dove prenderli, anche perché hanno firmato il patto di stabilità in Europa, la Meloni, il Giorgetta e Giorgetti hanno firmato il patto di stabilità che ripristina l'austerità, e cioè che ogni anno costringe l'Italia a partire da meno 13 miliardi che andranno a prendere dalle nostre tasche, ovviamente tagliando sanità, tagliando scuola, tagliando ricerca, tagliando dove già tagliano continuamente. L'idea che non governi ma comandi. Questo è un altro lascito di Berlusconi, che ha avuto grande fortuna anche nel centro-sinistra prima di diventare il programma della Meloni. Si parla di premierato. Il premierato, come ce l'hanno in mente loro, cos'è? Gli italiani votano uno, poi quell'uno comanda senza che nessuno gli rompa le palle per 5 anni, e dato che nessuno gli rompe le palle, alle successive elezioni prenderà addirittura più voti di quelli che ha preso la volta prima. Praticamente fine della democrazia. Berlusconi voleva eleggere il Presidente della Repubblica per farne il capo del governo, con la stessa logica. Il Presidente della Repubblica fa il capo del governo, comanda, non governa, comanda, senza che nessuno lo disturbi,
altrimenti non mi lasciano lavorare se qualcuno disturba, senza contrappesi, senza controlli, senza fastidi. Il modello di presidenzialismo che aveva in mente Berlusconi non esisteva al mondo, esattamente come il premierato che ha in mente la Meloni non esiste al mondo, nel senso che l'elezione diretta del Presidente della Repubblica esiste in vari paesi del mondo, ma come lo pensava Berlusconi no. Fra poco si voterà negli Stati Uniti, che sono un sistema presidenziale vero. Il Presidente degli Stati Uniti è il capo del governo, non è nemmeno la versione light francese dove il Presidente della Repubblica francese è il capo del governo, ma il governo è presieduto da un premier. Negli Stati Uniti non c'è il premier, c'è il Presidente e i suoi ministri, detti segretari, segretario di Stato, segretario della Giustizia, segretario all'Agricoltura, eccetera. Ma negli Stati Uniti il Presidente della Repubblica, cioè l'uomo più potente del mondo, governa ma non comanda e spesso non riesce nemmeno a governare. Perché? È perché, dato che ha molto potere, gli hanno messo tutto intorno dei contropoteri. Per esempio, il Parlamento viene rinnovato mezzo nel primo biennio e mezzo nel secondo biennio. A metà del quadriennio del Presidente cambia metà della composizione del Congresso. E che cosa vuol dire? Che se uno non è soddisfatto dei primi 2 anni del Presidente, vota per il partito opposto, il Congresso cambia colore e il Presidente si fa 2 dei 4 anni in minoranza davanti al Parlamento. Non riesce più a far passare dal Parlamento niente. L'anatra zoppa. Eppure l'uomo più potente del mondo, paralizzato per 2 anni, perché il Congresso è del partito opposto. Avete visto che Biden ha faticato per mesi e mesi a far passare i nuovi aiuti all'Ucraina. Perché? Perché i repubblicani, che dominano uno dei 2 rami del Parlamento, non glielo facevano passare. In Francia ancora peggio, il Presidente della Repubblica francese viene eletto in una data diversa dal Parlamento, per cui può capitare che venga eletto un presidente gollista e qualche settimana dopo, quando si vota a doppio turno per il Parlamento, venga fuori una maggioranza socialista. È già capitato. Chirac presidente e Lionel Jospin socialista premier. Quindi il Presidente della Repubblica e capo del governo gollista deve guidare un governo formato da ministri socialisti. Cioè sarebbe come se da noi la Meloni fosse Presidente della Repubblica e dovesse guidare un governo presieduto da Conte o dalla Schlein. Voi dite, sono matti? No. Bilanciano il potere delle cariche in modo da evitare che dal governo si passi al comando, che è una cosa non democratica. Comandare non vuol dire governare, e governare non vuol dire comandare. La Meloni vuole fare un modello che non è l'elezione del Presidente della Repubblica, perché è venuta fuori questa stupidaggine che non bisogna offendere Mattarella, come se uno facesse le riforme per Tizio o Caio. Le riforme si fanno per il futuro. C'è questa roba, questa letania, chissà come la prende Mattarella, ma chi se ne frega, vediamo se la riforma è buona o cattiva, non come la prende Mattarella, anche perché Mattarella so quanti secoli vuole rimanere lì, ma insomma adesso, si è già fatto 7 anni, adesso ne ha fatti già altri 2, massimo 14 penso, no? 14 anni, molti re non durano 14 anni. Il problema non è se si offende Mattarella, il problema è se la riforma è buona o non è buona. È buona? C'è un paese al mondo che elegge direttamente il Presidente del Consiglio? No. Ma non c'è proprio, non esiste. Saremmo noi i primi, o meglio,
esisteva Israele e negli anni 90 del secolo scorso introdusse l'elezione diretta del Presidente del Consiglio perché si erano convinti che eleggendo direttamente il Presidente del Consiglio i governi sarebbero stati più stabili. Non è vero niente. La stabilità dei governi dipende dalla legge elettorale, non dal fatto che il Presidente del Consiglio sia eletto dal popolo o sia eletto dal Parlamento. Infatti, elessero il Presidente del Consiglio e il Presidente del Consiglio non riusciva mai a formare il governo perché non trovava i partiti per fare una coalizione che avesse la maggioranza. Dopo anni di instabilità peggiore rispetto a quella che avevano prima, hanno cancellato l'elezione diretta del Presidente del Consiglio e sono tornati al sistema precedente e ha garantito più stabilità purtroppo. Infatti Netanyahu è lì quasi ininterrottamente da 15 anni, non perché ha fatto un golpe, che è stato votato e rivotato. Però nell'idea della Meloni c'è l'idea che chi governa deve comandare e nessuno deve disturbare. Infatti in questi 2 anni è stato un continuo attacco contro tutti i poteri di controllo. La Corte Costituzionale boccia le leggi incostituzionali, non si deve permettere, perché chi l'ha eletta la Corte Costituzionale? Ma non c'è scritto da nessuna parte che la Corte Costituzionale debba essere eletta. Infatti nessuna Corte Suprema che giudica la legittimità delle leggi viene eletta dal popolo. C'è in tutti i paesi un organo che controlla la legittimità degli atti del governo e del Parlamento. C'è in Germania, c'è in Spagna, c'è in Francia, c'è negli Stati Uniti. Non la elegge. Perché? Perché deve essere sottratta al gioco delle maggioranze e delle opposizioni, è un organo terzo. Poi hanno attaccato la Corte dei Conti. Perché? Perché controlla i conti dello Stato, cioè perché fa quello per cui è pagata. Non si deve permettere. Chi l'ha eletta la Corte dei Conti? Nessuno, sono dei giudici e non devono essere eletti. Giudici contabili. Poi le authority. Avete visto che la Meloni e la Schlein volevano farsi un duetto tête à tête per far credere agli italiani non solo che erano candidate tutte e due, mentre sono tutte e due candidate finte, truffa, ma per far credere agli italiani che alle elezioni europee devono scegliere fra Fratelli d'Italia e il PD e non c'è nessun altro. Vespa era già pronto con la lingua, 2 metri di lingua. Purtroppo l'autorità per le comunicazioni, la GCOM, che si deve occupare di questo, ha detto non lo potete fare. Dice ma noi siamo i primi 2 partiti. E chi l'ha detto? Lo vediamo il giorno dopo le elezioni, non prima. Le elezioni si fanno apposta per vedere chi arriva primo, secondo, terzo, quarto. Dice ma i sondaggi dicono, e se i sondaggi dicessero il contrario? Chi è che può sfidare? E se ci sono 2 sondaggi diversi, a chi crediamo? Dice ma noi alle ultime elezioni abbiamo preso, e chi se ne importa? A parte che alle ultime elezioni c'era Letta e non c'era la Schlein. Voi direte peggio di Letta è impossibile che faccia la Schlein, e chi lo sa? Lo vedremo il giorno delle elezioni. Avete visto le proteste, no? Volevano farsi il duettino per far finta che ci sono solo loro 2, che tra l'altro sono tutte e 2 candidate false. La GCOM ha detto che non si può e si sono incazzate tutte e 2, soprattutto la Schlein, che ha detto alla Meloni allora aggiriamo la par condicio e facciamo il duetto su Instagram. Cioè, prima fai una legge, istituisci un'autorità terza indipendente per farla rispettare e poi quando la fa rispettare a te trovi il modo di aggirarla. Ma dico, ma stiamo scherzando? Voi vedete il danno che ha fatto Berlusconi nella testa di tutti, anche della sinistra. Era Berlusconi che protestava quando un'autorità gli dava torto, adesso protesta anche la sinistra e dice addirittura mettiamoci d'accordo con la destra per aggirare la par condicio che abbiamo voluto noi.
perché mica l'ha voluta Berlusconi la par condicio, mica era scemo, l'ha voluta il centro-sinistra, per creare pari opportunità tra tutti i partiti, perché i blocchi di partenza devono stare tutti allineati, non c'è uno che deve stare 20 metri più avanti. Dice, ma nei sondaggi sta indietro, ma chi se ne frega? Se fosse valsa questa regola, la Meloni quando aveva il 5% non avrebbe dovuto mettere piede in televisione. È andata al 26% proprio perché c'era la par condicio. Dice, ci sono i partiti, possiamo essere trattati come i partiti piccoli, ma i partiti piccoli di oggi potrebbero essere i partiti grandi di domani, e comunque tutti devono avere pari opportunità ai blocchi di partenza. Poi il più bravo vince. Ma voi vedete il tarlo berlusconiano? Della Schlein che propone alla Meloni: mettiamoci d'accordo per andare su Instagram dove c'è il Far West e non ci sono le regole che abbiamo fatto noi e che adesso non ci fa più comodo rispettare. È lo stesso tarlo che aveva portato l'Ulivo a proporre il premierato. Se avessero fatto il confronto fra la Meloni e la Schlein, ci sarebbe stato da rotolarsi per terra, perché qualunque cosa la Schlein rimproverasse alla Meloni, la Meloni avrebbe potuto dirle: ma l'avete proposta prima voi. La separazione delle carriere la voleva fare il centro-sinistra nella bicamerale di D'Alema, nella bozza Boato. Il premierato l'ha proposto l'Ulivo alla bicamerale di D'Alema. Parisi, il braccio destro di Prodi, voleva il premierato, l'elezione diretta del premier. E avanti di questo passo. Perché? Perché l'idea di un premier che comanda senza che nessuno gli rompa le scatole è un'idea molto diffusa. Perché? Perché è comoda. Io una volta che ho vinto sto tranquillo per 5 anni. La democrazia la mettiamo in letargo e poi risvegliamo gli elettori il giorno delle elezioni. Tanto ormai che cosa capiscono se non hanno controllato il governo per 5 anni? Questa è l'idea. È un'idea che porterà sempre più a votare soltanto quelli che votano perché li pagano o perché li ricompensano, i voti controllati, i voti comprati, i voti scambiati con favori, assunzioni, appalti, agevolazioni, licenze. Quando sentite i politici dire che sono allarmati dall'astensionismo, non credeteci, sono felicissimi, sono entusiasti, vogliono arrivare a un sistema che porti a votare soltanto quelli che loro controllano, conoscono per nome e cognome, sanno che cosa gli hanno dato e che cosa devono ridargli in cambio. Quello che li terrorizza sono i voti di opinione, i voti liberi, i voti che volano, i voti che cambiano, i voti di me che decido di punire Tizio, di premiare Caio per quello che ha fatto in questi 5 anni. Questa è democrazia, non andare a votare una volta ogni tanto. È andare a votare informati dopo avere controllato per 5 anni quello che hanno fatto i politici, in modo da sapere chi merita fiducia e chi merita di togliergliela. Loro, i partiti che comprano voti, cioè i partiti di potere, quelli tradizionali, non li vogliono i voti di opinione, perché i voti di opinione sono quelli che sono imprevedibili, che possono creare gli shock del 2013, quando stravinsero i 5 Stelle e arrivarono da 0 alla pari del PD, nel 2018 quando i 5 Stelle arrivarono al 33% e la Lega al 18%. Questi sono i voti di opinione che non si controllano. Se invece votano sempre quelli che vengono contrattati e scambiati, siamo a posto, vincono sempre gli stessi. E le politiche sono sempre le stesse. Fanno finta di cambiare tutto, appena arrivati al potere fanno come la Meloni o come Renzi, il rottamatore che divenne il peggiore restauratore, o la Meloni che doveva far finire la pacchia in Europa e invece l'ha fatta finire per noi, mettendosi a 90 gradi in Europa e alla Casa Bianca. Comandare, non governare, liberandosi
dei poteri di controllo, è un altro lascito di Berlusconi che è ampiamente condiviso. Come è ampiamente condiviso il comportamento da tenere quando scoppia uno scandalo, di solito per un'indagine giudiziaria, ma a volte anche per un'indagine giornalistica. Il Fatto Quotidiano ha fatto un'indagine giornalistica su Sgarbi, l'ha fatto dimettere. Non è mica per le indagini giudiziarie che si è dimesso Sgarbi, non sia mai. Se facevano dimettere Sgarbi per un'indagine giudiziaria dovevano far fuori mezzo governo. Noi abbiamo scoperto che Sgarbi ha girato per l'Italia da sottosegretario facendosi pagare da privati, mentre avrebbe dovuto lavorare gratis perché era già pagato come parlamentare e membro del governo. È stata un'indagine giornalistica. È intervenuta l'antitrust che si occupa di queste incompatibilità e ha dichiarato che il comportamento di Sgarbi era incompatibile con il ruolo di governo. San Giuliano, che lo odia, e la Meloni, che è indifferente perché Sgarbi era un lascito di Berlusconi, morto Berlusconi non aveva più santi in paradiso, l'hanno deposto. Poi che cosa hanno fatto? L'hanno ricandidato. Cioè non è degno di stare nel governo, ma è degno di rappresentare l'Italia in Europa. Quando succede un'indagine giornalistica non si fa niente, si grida al complotto dei giornalisti, come gridano contro il Fatto Quotidiano, come gridano contro il Report. Non mi viene in mente nessun altro contro cui gridano, perché siamo rimasti in pochi a fare giornalismo investigativo. Quando invece c'è un'indagine giudiziaria, ormai c'è un iter, c'è una specie di manuale fisso. Prima si dice che è un complotto, poi si va a cercare se c'è qualche elezione anche rionale nelle vicinanze per dire che c'è una giustizia a orologeria, anche se magari le persone coinvolte nelle indagini non sono candidate in quel rione. Poi si dice che i giudici sono comunisti, poi si dice che non è reato perché magari uno ha preso la tangente e l'ha messa a bilancio, quindi se uno la tangente la mette a bilancio non è una tangente. Ah no? Se io pago un killer per ammazzare qualcuno, poi metto a bilancio quota killer, secondo voi non sono il mandante di un omicidio perché l'ho registrato a bilancio? Questi sono matti, dicono delle cose inaudite, però le dicono e tutti le ripetono, ancora adesso in televisione dicono ma è a bilancio, sarà pure a bilancio, ma a bilancio c'è scritto erogazione liberale, cioè finanziamento privato a un politico o a un partito. È lecito per un privato finanziare un partito, ci mancherebbe altro, è scritto nella legge, si chiamano erogazioni liberali. Cosa vuol dire liberali? Gratis, vuol dire che io ti pago disinteressatamente perché mi piace la tua politica, mi piace il tuo programma. Questa è un'erogazione liberale. Se io politico faccio la passerella sul tuo yacht avanti e indietro col cappello in mano per chiedere i tuoi soldi e in cambio ti porto il rinnovo trentennale della tua concessione al porto, facendoti guadagnare una barcata di soldi, e poi torno con un finanziamento di 73.000 euro. Sono un barbone, uno straccione perché mi vendo per troppo poco. Secondo, sono un corrotto, anche se registro il finanziamento, perché il finanziamento deve essere gratuito, non deve essere un premio o un contraccambio. Ma lo sa anche un impiegato che lavora in questura e che ha l'ufficio passaporti. Se io per dare il passaporto a uno che ne ha diritto gli chiedo dei soldi, anche se li metto poi nella dichiarazione dei redditi, sono un corrotto lo stesso. Perché? O sono un concussore. Perché io il passaporto glielo devo dare gratis.
Infatti nella pubblica amministrazione ci sono regole ben precise addirittura sui regali che si possono accettare, e sono regali minuscoli. Quindi nel prontuario c'è: non è reato perché l'ha messo a bilancio, poi bisogna aspettare il rinvio a giudizio, poi arriva il rinvio a giudizio, non basta, bisogna aspettare la sentenza di primo grado, poi arriva la sentenza di primo grado, non basta, e poi la assolvono in appello, bisogna aspettare la sentenza d'appello. Nel frattempo, mentre dicono aspettiamo la sentenza, aspettano la prescrizione. Se non arriva la prescrizione, arriva la sentenza di terzo grado e li condannano anche in Cassazione. Che cosa fanno? Dice vabbè, ma ormai ha già pagato, è stato un calvario, e lo ricandidano. E allora che cacchio che aspetti la sentenza definitiva? La aspetti per sapere che è un pregiudicato e candidarlo? Sembra la selezione delle classi dirigenti che faceva Mel Brooks. Non so se avete visto il film Mezzanotte e mezzo di fuoco, meraviglioso, o Mezzogiorno e mezzo di fuoco, Mezzogiorno e mezzo di fuoco. C'è uno che deve arruolare una sporca dozzina per dare l'assalto al villaggio, quindi ci sono una fila di canaglie che vanno a candidarsi per far parte di questa gang, e c'è il reclutatore seduto al banchetto che interroga candidati per sapere se hanno i requisiti giusti, cioè se sono abbastanza figli di puttana. Ne vede uno che dice stupro, violenza, stupro, perfetto, arruolato. Poi c'è un altro che dice abusi a danni di minore, e lui lo guarda e dice boh, mi sembra poca roba, bocciato. E lui fa ma in una chiesa metodista? Ah, perfetto, arruolato. Stessa cosa, aspettano la Cassazione, così se li condannano li possono candidare. Infatti Sgarbi è già pregiudicato, loro l'hanno preso già pregiudicato da sottosegretario dei beni culturali, perché nel 96 la Cassazione aveva condannato per truffa aggravata e continuata ai danni di chi? Dei beni culturali. Cioè l'hanno nominato sottosegretario dei beni culturali che aveva truffato per dargli un'altra chance, e infatti lui l'ha subito colta. Adesso ha 2 indagini, una per riciclaggio di un quadro rubato che è sparito da una villa in Piemonte e è ricomparso in mano sua con una candela dipinta sullo sfondo per farlo sembrare diverso, e un altro per traffico illegale di beni culturali, oltre che naturalmente uno per sottrazione di beni al fisco. Garbi deve 700.000 euro al fisco italiano e ha incaricato la sua fidanzata, perché lui non poteva, di comprare un quadro. Quindi i soldi per il quadro li aveva, ma per pagare le tasse no. Sottosegretario ai beni culturali. E adesso è candidato alle elezioni europee, quindi se tutto va bene, dato che è candidato da Fratelli d'Italia, potrà rappresentarci in Europa. Io se avessi delle opere d'arte a Bruxelles e a Strasburgo metterei sotto chiave. No, lo vedi mai. Equivochi. Però questo è. Toti, stessa roba. Toti sta al suo posto. A Meloni ha detto decida lui, lo sa lui se si deve dimettere. Come lo sa lui? Lo sai tu. Quest'idea, naturalmente sono gli stessi che vogliono le dimissioni di Michele Emiliano da presidente della Regione Puglia, che non è nemmeno indagato. Cioè Toti ha i domiciliari, anche se oggi ha ottenuto il permesso di incontrare un assessore per dirgli di bocciare la mozione di sfiducia contro se medesimo, mentre Spinelli ha ottenuto il permesso ai domiciliari di ricevere 2 amici perché doveva fare lo scopone del sabato pomeriggio e da solo non ci riusciva. Che la legge è uguale per tutti, notoriamente. Esistono i solitari. Lo so. Per Spinelli valeva, per Toti governare in smart working dai domiciliari è dura, anche perché avendo le mani impegnate poi le delibere come le firme, deve imparare da quei pittori che pitturano coi piedi, che dipingono coi piedi, uno dovrà firmare le delibere coi piedi prima o poi, se va avanti così.
Intanto continua a fare il Presidente della Regione agli arresti domiciliari e noi lo consideriamo normale. Anzi, continuano a dire perché non lo scarcerano e non può governare dai domiciliari. Come se il problema fosse che deve governare dai domiciliari, non il fatto che deve dimettersi perché è stato arrestato per corruzione ed è ai domiciliari. Ma lo sdoganamento del crimine è talmente generalizzato che io credo che qui abbiamo superato Berlusconi, devo dire, 2 sabati fa abbiamo superato anche Berlusconi. Voi sapete che è rientrato in Italia un ergastolano, Chico Forti. Chico Forti è stato condannato negli Stati Uniti irrevocabilmente, definitivamente, per omicidio premeditato per futili motivi, per scopi di lucro. Sapete com'è la storia, no? L'hanno condannato per aver ammazzato un tizio quarantenne, figlio di un imprenditore, proprietario di un famoso resort di Ibiza, che lui voleva rilevare senza avere soldi per pagarlo. E dato che il genitore proprietario del resort è affetto da demenza senile, questo stava riuscendo a portargli via il resort. Il figlio era andato a Miami per vedere questi famosi soldi di Chico Forti con cui Chico Forti avrebbe dovuto pagare il resort al padre, onde evitare che il padre fosse truffato, approfittando del suo stato non proprio lucidissimo. E il ragazzo è stato prelevato all'aeroporto da Chico Forti e poche ore dopo è morto, e l'indomani è stato trovato con 2 colpi alla nuca in un boschetto attiguo a una spiaggia di Miami. Chico Forti viene condannato per avere mentito più volte per depistare le indagini, per avere comprato una calibro 22 che poi ha intestato a un altro che ha cercato di colpare, ma che è stato assolto perché prosciolto perché aveva un alibi, era una festa all'ora del delitto, mentre Chico Forti all'ora del delitto telefonava da una cella telefonica vicina a quella del luogo del delitto a sua moglie. E altre cose di questo genere, ma non mi occupo della colpevolezza o dell'innocenza perché se n'è già occupata una corte in Florida e altri 5 tentativi di riaprire il caso sono stati bocciati da 5 corti perché non avevano senso. L'Italia, prima con Di Maio, poi con Draghi e poi con la Meloni, ha provato e alla fine è riuscita a ottenere l'estradizione, che vi sembrerà strano viste le stupidaggini che si leggono e si dicono in televisione e sulle radio, ma l'estradizione è proprio il contrario dell'assoluzione. Viene estradato un colpevole per scontare la pena nel suo paese, ok? Quelli assolti non vengono estradati, vengono liberati con tante scuse. Infatti arrivati nel loro paese non tornano in galera, vanno a casa. Di solito gli estradati non vengono ricevuti dal Presidente del Consiglio, anzi non è mai capitato in uno Stato di diritto che un pregiudicato ergastolano per omicidio premeditato a scopo di lucro venisse ricevuto da un capo di governo, mai. Nemmeno nel nostro disgraziato paese è mai successo. È successo 2 sabati fa, quando inopinatamente invece di incontrare 2 nerboruti poliziotti penitenziari che lo caricassero su un cellulare e lo portassero al carcere di Verona, dove era destinato, Chico Forti venisse accolto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, tutta sorridente. Benvenuto, bentornato in Italia. Telecamere del TG1 e del TG5 per interviste esclusive in cui il pregiudicato per omicidio premeditato fa campagna elettorale per la Meloni. Ora voi dite, ma siamo impazziti? La Meloni pensa di ottenere voti perché un omicida ergastolano appena estradato parla bene di lei. Ma io se Chico Forti dicesse qualcosa di positivo su di me lo querelerei, mi preoccuperei. Se fossi un politico gli direi non ti permettere di parlare bene di me, io non ti conosco,
io ti ho fatto venire in Italia a scontare la pena. Invece siamo un paese talmente assurdo e talmente impazzito e la Meloni è convinta di guadagnare voti andando a sorridere, ad accogliere come un eroe, come un capo di Stato, come un papa, un pregiudicato per omicidio, cioè un assassino, che non è più un assassino solo per la giustizia americana, è un assassino anche per la giustizia italiana, ed è un assassino anche per lui, perché lui ha dovuto riconoscere prima di partire dagli Stati Uniti la sentenza di condanna e la Corte di Appello di Trento ha dovuto recepire la sentenza americana dopo aver verificato che avesse seguito i crismi della legge italiana. Se fosse stata una sentenza sballata, assurda, avventata o infondata, mai una Corte d'Appello italiana con i principi garantisti che abbiamo in Italia avrebbe stabilito che vale anche in Italia, perché per scontare la pena in Italia quella sentenza deve valere anche in Italia. Per lo Stato di diritto italiano, oltre che per quello americano, Forti è un assassino che ha ucciso a sangue freddo, con 2 colpi alla nuca, un tizio, camuffando la scena del delitto per farlo apparire un delitto tra omosessuali e per nascondere il fatto che stava truffando suo padre affetto da demenza. Questo dice la sentenza americana e questo dice la sentenza, anche se in America sapete che non fanno le motivazioni delle sentenze, no? Quindi queste sono le prove che sono state ritenute accettabili dalla giuria che lo ha condannato e dalla Corte d'Appello di Trento che ha confermato. Siamo un paese talmente impazzito che la Meloni non solo non pensa di perdere voti dall'andare ad accogliere Chico Forti, ma pensa di guadagnarne. Tant'è che poi l'altro giorno c'è andato pure Vespa al carcere a fargli ripetere un'altra volta quanto è brava la Meloni. Che mentre lui era in carcere a un certo punto gli telefonò dalla Casa Bianca con Biden al fianco. Biden probabilmente pensava che stesse parlando con Zelensky, sapete che Biden chissà cosa gli hanno fatto credere. Vespa, che è una specie di portavoce aggiunto, è tornato al carcere per farglielo ripetere un'altra volta quanto è brava la Meloni, convinto anche lui che la Meloni guadagnerà voti dall'essere andata unica al mondo nella storia ad accogliere un assassino che, se lei avesse detto lo accolgo perché sono convinta che è innocente, io lo capirei. Ma il problema è che l'ha accolto per rispedirlo in galera. Com'è possibile? Sei convinta che sia innocente e lo rispedisci in galera? Ma quando dicevano che i 2 marò che avevano colpito per errore i pescatori indiani, quando sono rientrati in Italia mica li hanno messi dentro, li hanno lasciati fuori, anzi li hanno festeggiati, sono diventati degli eroi nazionali i 2 marò. In India c'erano i parenti che piangevano i pescatori ammazzati e noi festeggiavamo. Napolitano li riceveva, ma ufficialmente noi dicevamo che erano innocenti. Invece noi questo abbiamo stabilito che è colpevole. Perché? Perché se no non ce lo ridavano. Se la Meloni avesse detto secondo me è una vittima perseguitata della mala giustizia americana, toghe rosse, Florida è pieno così di toghe rosse ovviamente, Miami pullula di toghe rosse, mica ce l'avrebbero ridato. Gli hanno fatto firmare il riconoscimento della sentenza ed è stata recepita dalla Corte di Trento. Per cui ci abbiamo il Chico Forti Fan Club presieduto dalla Presidentessa del Consiglio, vice presieduto da Vespa, poi ci sono le Iene, le autorevoli Iene, lo Zoo di 105, sono tutte, è un club, c'è anche Giosquillo, Bocelli, tutti giureconsulti di altissimo livello. Ovviamente è strano che non li invitino qui al Festival della Costituzione, perché sono dei giuristi veramente di altissimo livello, che sostengono che è innocente perché c'è una prova, è innocente, perché ha sempre detto di esserlo, come Rina, come i nazisti di Norimberga. Avete mai visto uno che dicesse sì, effettivamente ho infornato
qualche milione di ebrei, tutti innocenti. Provenzano, Messina Denaro, la buonanima, ci ha appena lasciati, anche lui era innocente, ha sempre detto di esserlo, anzi si chiamava Bonafede, no? Era scelto pure il ministro, il nome del ministro che aveva fatto le leggi contro la mafia e che l'aveva sbattuto al 41 bis. Quindi tutti innocenti. Se andate in carcere e trovare uno che si dichiari colpevole è difficilissimo. Sono tutti innocenti, anche nei film, no? Nei film americani dice, quando uno entra in carcere dice ma io sono innocente, ma anche noi, qui siamo tutti innocenti. Quindi la prova che lui è innocente è che non ha confessato. Quindi per essere assolti è facilissimo, basta non confessare. Anche se ci sono prove, se non confessi sei innocente. Pensate allo sveltimento dei processi se passasse sta riforma e basta dichiararsi innocenti per esserlo. Il 99% soltanto i deficienti processerebbero a questo punto, perché solo un deficiente si proclamerebbe colpevole sapendo che se si proclama innocente non fanno nemmeno il processo. E i giudici si girerebbero i pollici tutto il giorno, giocherebbero a freccette, a battaglia navale, a scopone a solitario se sono ai domiciliari. Ma no, ma che ai domiciliari? Basta dichiararsi innocenti. Questo è. Invece Rose e Olindo, sempre per le Iene, hanno confessato e questa è la prova che sono innocenti. Pico Forti è innocente perché non ha mai confessato, loro invece sono innocenti perché hanno confessato. Fanno eccezione, sono una piccola eccezione che conferma la regola che dicevamo prima. Voi capite che c'è da scompisciarsi da ridere, ma questo è sostenuto dalla gran parte del sistema politico e mediatico. Tant'è che la Meloni non perderà probabilmente nemmeno un voto per quell'ignobile sceneggiata a Pratica di Mare, perché le opposizioni zitte non hanno mica detto niente sul fatto che è andata ad accogliere un assassino per la legge italiana e per la legge americana. America, tra l'altro, paese del quale lei non è solo alleata, è suddita, è rapita, è spalmata. Sarebbe stato divertente se a Biden, prima di chiamare Chico Forti in carcere, avesse detto vergognatevi, avete preso uno a caso e gli avete dato l'ergastolo, adesso lo libero io. Vedete quando ce lo mandavano? Quindi stiamo addirittura oltre il berlusconismo, perché Berlusconi i suoi criminali li frequentava, ma non è che andava a prenderli dagli Stati, che li importava dagli Stati Uniti, gli bastavano i suoi, lo Staliere, Lutri, insomma, ne aveva già un buon numero, no? Per il resto, berlusconismo puro. È fatto tardi, quindi concludo, ma le riforme che sono all'attenzione di questi giorni della giustizia, voi sapete che hanno già tolto la regola che imponeva di non fare sconti sul carcere agli imputati per reati sui colletti bianchi, no? Quella l'hanno subito tolta. Hanno abolito l'abuso d'ufficio e, devo dire, tutti i parenti e gli amici che sistemano nei posti pubblici o lo abolivano o primo Consiglio dei Ministri retata è finita, no? Sapete che cognati, sorelle, cugini, zii, nipoti, pronipoti. Adesso c'è questo caso interessante di Verdini padre e Verdini figlio, perché quando Verdini era ai domiciliari, il padre deve scontare 12 anni di galera per varie bancarotte, hanno arrestato il figlio, Tommaso, per lo scandalo dell'ANAS, e l'hanno mandato ai domiciliari anche lui. Più che un arresto è stato un ricongiungimento familiare, perché non si vedevano da tempo e quindi hanno potuto reincontrarsi. Poi Verdini è evaso dai domiciliari, quindi l'hanno rimesso dentro, no? E lì la giustizia sembrava di nuovo quasi uguale per tutti. Oggi l'hanno rimandato a casa. Perché? È perché o mandavano il figlio in galera oppure mandavano il padre a casa. Hanno mandato il padre a casa, così si sono rincontrati e stanno di nuovo un po' insieme fino alla prossima evasione, naturalmente.
adesso ripristinano la prescrizione, dopo che la Cartabia aveva già fatto l'improcedibilità. Sapete, l'improcedibilità è, se possibile, addirittura peggio della prescrizione, perché se uno viene condannato e poi va in prescrizione è comunque sicuro che è colpevole. Perché? Perché la prescrizione non si dà agli innocenti si dà l'assoluzione. Se ti danno la prescrizione durante il processo vuol dire che sei colpevole e l'hai fatta franca perché il processo è durato troppo o perché sei riuscito a farlo durare tanto. Bonafede l'aveva bloccata e questo a costo zero accorciava già i tempi dei processi, perché se uno non ha più l'aspettativa di andare in prescrizione, per quale motivo dovrebbe pagare per anni e anni l'avvocato? Se tanto sa che alla fine, essendo colpevole, lo condannano. A quel punto patteggia, risparmia sulla parcella dell'avvocato e risparmia anche sulla galera, perché ne fa di meno. Sempre che ci vada, perché sapete che in Italia per andare in galera è difficilissimo, quasi impossibile, bisogna impegnarsi allo spasimo per riuscire a varcare quella porta. Sotto i 4 anni non si va, sopra i 4 vi levano 3 mesi all'anno, adesso li vogliono portare addirittura a 6 mesi, cioè c'è scritto 6 anni di galera vuol dire 3, è la famosa certezza della pena, no? Se uno non si mette a sparare all'impazzata e non ne fa secchi almeno 10 è difficilissimo che riesca a entrare in galera, viene respinto dal sistema proprio, pussa via. Quindi se non c'è più l'aspettativa di prescrizione non c'è più nemmeno l'aspettativa di perdere tempo e quindi i processi durerebbero tutti di meno. Era un'idea geniale e quindi l'hanno tolta. La Cartabia aveva già messo un limite a questa brutta abolizione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, dichiarando che il processo se dura più di tot in primo grado, in appello, cioè più di 2 anni in appello e più di 1 anno in Cassazione, il processo muore stecchito. Cioè, se il processo dura 2 anni e 1 giorno, tac, morto, improcedibile. Il che vuol dire che se ti hanno condannato in primo grado e in appello sei improcedibile, è come se la condanna in primo grado non esistesse. Quindi la vittima. Viceversa, se ti hanno assolto in primo grado e in appello il processo dura 2 anni e 1 giorno, tu la tua innocenza te la ficchi in quel posto là. Perché? Perché non ci sarà scritto da nessuna parte che eri innocente, sei improcedibile. E come risolvere il problema dei ritardi dei treni? Facendoli fermare. Non so se un treno deve arrivare in 2 ore da Firenze a Milano, se non arriva entro 2 ore e un quarto si ferma all'Appennino e la gente prosegue a piedi. Questo per sveltire i tempi dei treni, uccidono il servizio ferroviario praticamente. Per gli aerei è più difficile, però si potrebbe paracadutare la gente a un certo punto e poi finito. Oppure per evitare le lunghe liste d'attesa negli ospedali, se uno aspetta un esame oncologico, se non glielo danno entro 3 mesi non si fa più, e così si è risolto il problema delle liste d'attesa. Così la Cartabia del grande Draghi, era il governo dei migliori, aveva risolto il problema della lunghezza dei processi. Adesso c'è Nordio che è ancora più spiritoso, sapete che vuole fare, ha già stabilito, è già passato in uno dei 2 rami del Parlamento, ha fatto 2 riforme, a me piacciono tantissimo, sono poco conosciute, mi dispiace questo, perché forse per il tasso alcolico, però devo dire che è molto spiritoso lui, da una certa ora della giornata. Una è quella che impone al giudice, se vuole arrestare qualcuno, di avvisarlo 5 giorni prima, come le interrogazioni programmate a scuola, no? Se lei è tal dei tali, dice guardi entro 5 giorni veniamo a prenderla, veda lei. A quel punto arresteranno i deficienti e i monchi che non possono scappare, tutti gli altri ovviamente in quei 5 giorni. E questo deflaziona, devo dire, i tribunali, perché non trovi più nessuno, quindi
processi non si fanno, per fortuna, riduci molto il contenzioso così, facendo scappare i delinquenti. E l'altra riforma è quella che vuole ridurre le intercettazioni, perché ha detto che costano troppo, costano 200 milioni di euro l'anno e fanno recuperare dai 20 ai 30 miliardi di euro l'anno, quindi costano troppo. E allora ha detto: diamo un budget fisso a ogni procura per le intercettazioni, che deve bastargli a ogni procura dal 1 gennaio al 31 dicembre, ok? Se non basta, che cosa si fa? Mettiamo, non so, che una procura c'ha un sovraccarico di omicidi o di sequestri di persone o di traffici di droga verso ottobre e mi esaurisce il budget il 30 ottobre. Che fai a novembre e dicembre? Il procuratore mette un cartello fuori dalla procura, dice da astenersi per di tempo, affrettarsi, criminali, no? 2 mesi di franchigia totale, noi non vi ascoltiamo, vedete voi. Entro e non oltre il 31 dicembre, perché il 1 gennaio ricominciamo e quindi badate bene ai tempi, no? Fate tutto. A quel punto, se poi uno si riesce ancora a farsi arrestare, anche se lo avvertono 5 giorni prima e gli danno 2 mesi all'anno senza intercettazioni, vuol dire che se lo merita, perché è un cretino. Però può invocare l'infermità mentale totale e gliela danno, secondo me, perché riuscire a farsi arrestare con le riforme di Nordio ci vuole dello studio. E adesso invece ha calato l'asso, la riforma epocale, che è la separazione delle carriere. La separazione delle carriere serve a impedire che il PM sia collega del giudice, il giudice sia collega del PM e che quindi non si diano più ragione fra di loro perché sono colleghi. Chi dice una cosa del genere non è mai stato in un ufficio, dove di solito i colleghi, proprio perché sono colleghi, si odiano. Infatti le statistiche dicono che le decisioni dei giudici nel 55% dei casi sono difformi alle richieste dei pubblici ministeri, quindi vuol dire che più di una volta su 2 il giudice dà torto al pubblico ministero, o in parte o in tutto. Quindi non è vero niente che la colleganza fa sì che si diano ragione fra di loro. Di solito il giudice dà ragione al PM quando ritiene che abbia ragione e gli dà torto quando ritiene che abbia torto. L'avvocato Coppi, che è l'avvocato di Berlusconi, non stiamo parlando di una toga rossa, ha detto: io nella mia vita non ho mai visto un giudice decidere sulla base della colleganza col PM. Però è una persona libera, no? Poi ci sono questi cialtroni che continuano a ripetere a loop questa storia, che se sono colleghi si danno ragione fra di loro. L'altra cosa che dicono è che è ora di finirla con questo fatto che un PM poi va a fare il giudice e che un giudice poi va a fare il PM, che è una cosa che succede in tutti i paesi del mondo. Negli Stati Uniti il prosecutor può diventare giudice, anche se lì i giudici li eleggono, e i prosecutor dipendono dal ministro della giustizia. In quasi tutti i paesi, anche dove ci sono le carriere separate, un PM può andare a fare il giudice, un giudice può andare a fare il PM. Ma soprattutto, perché in Italia il giudice e il PM stanno nella stessa carriera? Perché siamo un paese garantista, per fortuna ancora, e quindi è molto importante che il pubblico ministero ragioni con la testa del giudice. Come ragiona un giudice? Il suo obiettivo è accertare la verità, accertare come sono andate le cose, stabilire se Tizio è colpevole o è innocente, stabilire se quel reato è stato commesso e chi lo ha commesso, la verità processuale sulla base delle prove. Chi gliele deve portare? Il pubblico ministero e l'avvocato, che sono tutti e due fondamentali, ma non possono stare sullo stesso piano. Perché? Perché l'avvocato se lo sceglie l'imputato, prima l'indagato e poi l'imputato, e l'avvocato giustamente ha il dovere di far assolvere il suo cliente anche se scopre che è colpevole. Ci sono avvocati che non lo vogliono sapere se il loro cliente è colpevole o innocente,
ma un'idea se la fanno. Però guai, non succede mai in un processo che un avvocato dica: in vostro onore non vorrà mica assolvere questo mascalzone del mio cliente, guardi che è colpevole fin qua, io dico io. Perché? Perché lo radiano. È un reato per un avvocato non fare di tutto per far assolvere a tutti i costi il proprio cliente. Il pubblico ministero invece non deve far condannare per forza l'imputato, anzi, se si convince che l'imputato è innocente deve farlo assolvere, e se ne accorge in fase di indagine deve farlo archiviare, deve farlo prosciogliere, perché non è pagato a cottimo sulle condanne, come i poliziotti sono valutati sulle statistiche di quanta gente arrestano e di quanta gente denunciano. Il pubblico ministero deve avere lo stesso scopo del giudice: scoprire la verità e il giudice accertarla con la sentenza. Ecco perché devono avere la stessa testa, perché il loro obiettivo non è la condanna o l'assoluzione, è la verità. L'obiettivo dell'avvocato, che è fondamentale, io ne ho tanti e spero che vivano a lungo e mi difendano sempre, è farmi assolvere. L'avvocato non ha due opzioni, ne ha solo una, se è difensore. Se è parte civile ne ha solo una: deve far condannare l'imputato per ottenere che la vittima abbia il suo risarcimento e abbia giustizia. Invece il giudice e il pubblico ministero devono sempre avere due opzioni, perché se l'obiettivo è la verità devono condannare e devono far condannare soltanto uno che sono sicuri che è colpevole. Se sono sicuri che è innocente devono trovare le prove dell'innocenza e poi far assolvere l'innocente. Non sono pagati a numero di condanne. Può esistere un meraviglioso giudice che non condanna mai e un meraviglioso pubblico ministero che non fa condannare mai nessuno, se non gli capita mai nessun imputato colpevole. Ed è bene che resti così il sistema, perché se togliamo dalla testa del PM la cultura del giudice, cioè obiettivo verità, il PM che cosa diventa? Quello che diceva Berlusconi. Ve lo ricordate Berlusconi che cosa diceva? Il PM è l'avvocato dell'accusa. No? È l'avvocato dell'accusa. Lui voleva trasformarlo nell'avvocato dell'accusa. Cioè uno che prende le denunce della polizia o le denunce delle parti civili e poi porta il denunciato a processo e fa di tutto per farlo condannare, senza porsi nemmeno il problema se sia colpevole o innocente. Cioè diventa la longa manus delle forze dell'ordine. E se ci sono degli scontri in piazza, o degli scontri alla Diaz, o degli scontri a Bolzaneto, delle teste spaccate, dei manganellamenti, cosa fa il pubblico ministero? Prende il rapporto della polizia che dirà che il giovinastro se l'è meritata, perché ha tentato di uccidere il poliziotto che ha dovuto per forza manganellarlo, anche se dormiva a Bolzaneto, alla scuola Diaz, anche se era legato a un termosifone e anche se aveva delle strane strisce in faccia corrispondenti a quelle dei vari elementi del termosifone. È andato a sbattere, scivolato. Vogliamo un pubblico ministero così? L'avvocato della polizia, perché questo diventerà se separano le carriere. Poi sono stupidi e non hanno capito che un pubblico ministero, se non cerca più la verità, diventerà un poliziotto assatanato che vorrà far condannare tutti, quindi molto più giustizialista di quanto non sembrino oggi i pubblici ministeri accusati di giustizialismo. È quello che successe in Portogallo l'unica volta che si tentò di separare le carriere fra giudici e PM e si dimenticò di mettere i PM sotto il governo. Li si lasciò liberi di scorazzare, diventarono una muta di Doberman scatenati, assetati di sangue, perché erano fuori dalla cultura della giurisdizione, cioè della verità. Ecco perché se ne accorgeranno e dopo aver separato le carriere metteranno i pubblici ministeri sotto il governo, perché sia il governo ad autorizzare questa o quella indagine. Così in futuro assisteremo, non so, a un procuratore di Genova che va da Nordio
e gli dice: posso indagare su Toti? No, Toti è un mio alleato, non si può. Indaghi su qualcun altro. Come quando si indagava sul conto protezione, il conto svizzero su cui Craxi aveva nascosto la tangente che gli avevano pagato Gelli e Leni, e il numero di quel conto, che era di un faccendiere socialista, l'architetto Larini, gliel'aveva fornito Claudio Martelli, e quando partì l'inchiesta il ministro della giustizia era Martelli. Quindi Borrelli, Di Pietro, Davigo e Colombo avrebbero dovuto chiedere a Martelli: scusi, possiamo indagare su di lei? E secondo voi Martelli che cosa avrebbe risposto? Come ai tempi di Berlusconi, ogni volta che bisognava aprire un'inchiesta su Berlusconi bisognava andare davanti al ministro di Berlusconi, cioè Biondi, cioè Castelli, cioè Alfano, cioè Nitto Palma, e dire: possiamo indagare sul suo capo? Quelli ovviamente sarebbero stati preda di tremarelle cose e poi si sarebbero dati malati pur di non autorizzare. Questo è quello a cui andiamo incontro, e ancora una volta è figlio del berlusconismo, è una delle poche porcate che Berlusconi non è riuscito a fare e che quindi da morto faranno. Tajani l'altro giorno ha detto la verità, commosso, ha detto: questa norma la dedichiamo a Berlusconi perché ci teneva tanto. Tutti pensano che sia una norma che danneggia i magistrati, anche perché i magistrati sono rappresentati da persone poco intelligenti, parlo del loro organismo sindacale, e continuano a dire delle frasi che non hanno alcun senso e che nessuno capisce. Vogliono delegittimarci. La gente non capisce la parola delegittimarci. Ogni volta che parlano dicono che li vogliono delegittimare. Ma è tanto difficile dire che danneggia i cittadini innocenti che finiscono sotto processo e che non avranno più un PM che indaga a loro favore, soprattutto quelli che non possono permettersi un buon avvocato che potrebbe almeno lui indagare in loro favore. Tutti i poveracci che hanno l'avvocato d'ufficio e, come nei film, legge il giornale e poi dice: mi rimetto alla clemenza della corte, e ricomincia. Bisogna pagarli, bisogna pagarle le indagini difensive. Quando uno è innocente si trova invischiato in un processo e non c'entra niente, avere un pubblico ministero che ha come scopo la verità è utile innanzitutto a chi finisce nelle maglie della giustizia per un errore. Questo dovrebbero dire i magistrati, non è una riforma punitiva che ci delegittima, perché alla gente, se delegittima i magistrati, non gliene frega niente. Bisogna spiegare alla gente che questa riforma è un danno per noi cittadini, non per i magistrati, che carriere unite o carriere separate alla fine del mese continueranno a prendere il loro bello stipendio, anzi lavoreranno molto meno, perché quando finiranno sotto l'esecutivo gli faranno fare un processo su 3, di solito processetti facili su criminali di strada, quelli che si fanno beccare perché non sono buoni, mica sono Berlusconi, ladruncoli, quelli faranno quei processi dove se condanni non vieni linciato in televisione, dove vivi tranquillo. Quindi i magistrati ci guadagneranno pure se non hanno una coscienza. Se avranno una coscienza, invece di diventare il braccio armato del governo, cambieranno mestiere, ovviamente. Ma non è una riforma contro i magistrati, è una riforma per impedire ai magistrati di fare giustizia. E chi ha interesse che venga fatta giustizia? Noi cittadini. Quindi è un danno per noi, come tutto ciò che abbiamo detto questa sera. E non riguarda minimamente la magistratura, la politica, e tutto quello che abbiamo descritto stasera, di quel modo di far politica che Berlusconi ha inventato, nobilitato, sdoganato e reso ormai atmosfera, è un danno soltanto per noi, solo che molti di noi ancora non l'hanno capito. Grazie.